Governatore Federica, oggi la visita alla ICGEB qua a Padriciano, una realtà importante della scienza che ha tante collaborazioni con la regione Friuli Venezia Giulia. Sì, con la Regione Friuli Giulia e con tutti i paesi che fanno parte del board di CJB. Questo è importante perché intanto la dimensione internazionale della ricerca che ha il cuore in Friuli Venezia Giulia e poi devo dire per l'importante opportunità che dà anche la nostra ricerca delle aziende del territorio, perché soprattutto nell'ambito medico è uno di quei settori per il quale si può creare maggior sviluppo nell'ambito della ricerca applicata. Si è parlato anche di ricerca in campo dell'agricoltura proprio con aziende della regione. Sì, anche questo è un abbinamento tra ovviamente opportunità che dà la ricerca, ma anche sostenibilità che la ricerca può garantire. Pensiamo soltanto agli obiettivi 2030 dell'ONU sulla sostenibilità. Il CGB penso stia lavorando proprio in questa direzione, dove c'è un minore impatto del chimico nell'agricoltura, ma non una minore resa dell'agricoltura stessa, perché altrimenti diventerebbe economicamente sostenibile, quindi bisogna andare avanti di pari passo per cercare di garantire ovviamente produzione e dall'altro lato il miglior impatto ambientale possibile. Ha suscitato grande interesse la costituzione della fondazione proprio dedicata alla scienza. Sì, su questo noi ci crediamo molto come Regione Friuli Venezia Giulia, vorremmo fare diventare Friuli Venezia Giulia hub del centro dell'Est Europa per quanto riguarda la ricerca scientifica sia di base che applicata, e questo noi, avendo il know-how proprio per gli importanti enti come i CGB presenti sul territorio, noi dobbiamo mettere a sistema le diverse realtà, appunto ai CGB, ma penso ad Area Science Park, penso a Sincrotrone, penso ai parchi scientifici, penso alle università della regione, così da poter fare un sistema in grado di offrire un'opportunità a chi vuole investire in tutta quest'area geografica e quindi europea, non soltanto in Friuli Venezia Giulia, e dall'altro lato mettere in connessione queste aree europee con realtà tecnologicamente avanzate dal punto di vista dell'IT, così da poter creare quel ponte che sta nella storia del Friuli Venezia Giulia e deve essere anche dal punto di vista scientifico.